Il Sassuolo c'è poco da fare, ha perso 2 volte e un altro domani. Aveva 42 punti prima, adesso ne ha 45, che ne avesse pochi prima. Ma Padova? Padova dovrebbe essere più oggi, si è notato anche Piccioni e chi è che era fuori, c'era un sacco di due Migliani e Cuffa, Padova, così tutti. Chiaramente non riuscivamo ad essere decisi, determinati, come invece loro la squadra Serie A, l'abbiamo visto già come siamo scorso è arrivata il risultato, quest'anno lì vuol dire che la squadra ha le sue qualità, però noi lo stesso dobbiamo essere più incisivi. Ecco, l'atteggiamento forse non è piaciuto per un primo tempo al Padova, concorda? Ma guardare che avevamo parlato più tardi di ieri che dovevamo partire con un po' più di grinta, più determinati, perché questa è una squadra che o la aggredisci oppure rischi di finire. Eppure parlando, sì a parole, ma dopo non siamo riusciti a fare. Questo non va bene. È un problema caratteriale forse dei nostri giocatori, ma siamo problemi caratteriali per troviamo il modo di avere una scorsa e far sì che le squadre che contano le anzi tutte non solo che contano, perché ogni partita è una sfida, di conseguenza noi dobbiamo pensare che ogni partita non possiamo pensare che questa è più forte, ma la prendo adesso abbiamo... Qual è la scossa allora? Perché da qui alla sosta ci sono 3 partite, come può dare la scossa alla società dicendo siete tutti sotto esame? Ma la scossa, se dobbiamo dirlo a tutti è un po' dura, perché se dobbiamo coinvolgere tutti, quelli che contano doveva fare forse qualcosa di più e sappiamo che una squadra c'è sempre quelli che hanno maggiore esperienza, maggior qualità, ce n'erano e non si è riusciti a fermare questa squadra prima, però siamo più attenti perché quello che abbiamo preso che lì non è stata una partita da loro giocata, hanno fatto il gol che era impossibile, gol impossibile da parare, l'ultimo che abbiamo da loro solo. E siamo ancora qua che facciamo determinati tipi di errori, ci prendiamo degli spazi liberi che non dobbiamo fare, ormai dopo tante partite non aver capito come si vuole fare, tanto più questa perché sono guardate le cassette a lungo. E con Pei ha già parlato, si parlerà, ho già avuto modo adesso. No, adesso fine partita, direi fine partita no, ci vediamo lunedì perché di là dell'inserimento di 1 o 2 persone che possono essere, però non dobbiamo cercare di inserire persone perché non riusciamo a risolvere i problemi in casa, prima dobbiamo cercare di risolvere i problemi che abbiamo e si possono risolvere dando una maggiore incisività al gioco. E qua c'è il solista che riesce a far sì che i giocatori cambino metodo, cambino modo di giocare, siano più aggressivi, gli altri serviranno, perché sicuramente serviranno, per noi abbiamo già questi, riuscire a tirare su e arrivare a fare queste 2 partite per finire nei gironi di andata, che siano 2 partite giocate come comanda. Quante discussioni allenatore allora? Direi che arriviamo a fine di questo campionato, di questo girone di andata. Io speravo che oggi si potesse vedere qualcosa di diverso, anche se sapevamo che Sassuolo è una squadra tosta, perché dico si può anche perdere come viene altre volte, ma se perdi per una squadra veramente i numeri tu non ci riesci a fare è diverso rispetto a quando magari non giochi con quella grinta, con quel tipo di determinazione che anche oggi un po' di più ci voleva. L'ultima cosa, la terza volta la pazienza è finita, adesso c'è un bonus. C'è un bonus che metteremo in palio nel momento in cui cambia qualcosa. Prendiamoci queste 2 giornate ancora per capire, adesso ci vediamo sicuramente in settimana, a volta di mercoledì, magari prima che vada giù la Spezia, mi sembra, no? E sappiamo che a Rezzetti che manca, mi sembra, ma siamo abituati ad avere sempre qualcuno fuori, prendiamoci qualche giorno, sarà lunedì, massimo mercoledì, per affrontarci tutti assieme e fare una chiacchierata per dire ragazzi stiamo finendo l'andata, i punti non sono tali che ci permettano, se guardiamo questo, di arrivare a raddoppiarli, perché se raddoppiamo andiamo da nessuna parte, quindi cercheremo di capire se e cosa possiamo fare.